Aggredito da un gruppo di ragazzi all'esterno di un locale a Barcellona, Nicola Maggiotto, 21 anni, è stato colpito alla testa e si trova in coma nell'ospedale Spagnolo. Era in vacanza con alcuni amici. Il papà: voglio che riapra gli occhi e mi guardi. Arrestato dagli agenti della questura di Belluno, 32enne trevigiano, l'uomo tra il 2019 e il 2022 è accusato di aver commesso gravi reati a sfondo sessuale contro minori, ora in carcere a Belluno. Terrore a Mogliano Veneto, 70enne completamente nudo si è avvicinato ad una giovane che è riuscita a scappare. Il sindaco: andate subito a fare denuncia, bisogna identificarlo. È stato trovato privo di vita il 79enne di Domeggio di Cadore, disperso da ieri sera. L'uomo è scivolato cadendo per una quarantina di metri. Chiesa di Santa Maria Maggiore gremita in ogni spazio ieri per la celebrazione dell'Assunzione di Maria e per il rito del cero votivo. Grande successo anche per il concerto dell'Assunta. La giornata di ieri, come da consuetudine, è stato anche un momento per ritrovarsi e stare insieme. Con questo spirito gli alpini del gruppo di Treviso hanno aperto la loro sede. Torna a Treviso la Ranfol Children, corsa solidale che da 9 anni raccoglie fondi per il progetto LILT. Giocare in corsia, appuntamento l'11 settembre. In questo Ferragosto trevigiano, ma in genere in quest'estate torrida, è riapparso un oggetto che pensavamo dimenticato. Il ventaglio è tornato simbolo glamour e di seduzione, oltre che soluzione pratica contro il caldo. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque, questi titoli in primo piano: l'aggressione avvenuta a Barcellona, vittima un 21enne che si trova ora in coma farmacologico all'ospedale Spagnolo. È stato aggredito da un gruppo di ragazzi fuori da un locale. Ci racconta tutto il nostro Lucio Zanato, che si trova proprio davanti alla casa del giovane 21enne. Buonasera Daniela, buonasera ai telespettatori di Antena 3. Mi trovo in via Marconai 12 qui a Casella d'Asolo. L'abitazione in questo momento è vuota. Sia Roberta Pellizzari che Daniele Maggiotto, genitori di Nicola Maggiotto, 21 anni, si trovano a Barcellona. Il giovane, come hai detto tu, è stato aggredito. Allora, la cosa più importante, diciamo, la notizia parrebbe che sia stato aggredito non per scopo di rapina, ma sia stato aggredito perché semplicemente parlava italiano. Infatti la notte tra il 12 e il 13 agosto Nicola, che è con altri 8 coetanei, si trova a Barcellona in vacanza. Sono in un locale nel corso della serata, escono dal locale, lui e un amico si attardano rispetto agli altri. A un certo punto sarebbero stati aggrediti da 12 giovani che parlavano spagnolo ma di chiare fattezze nordafricane. Ne è nata una vera e propria colluttazione, anzi un'aggressione a tutti gli effetti, con purtroppo Nicola che ha subito un colpo alla nuca che gli ha fatto perdere i sensi e gli ha provocato una grossa commozione cerebrale. È finito a terra, mentre l'amico è stato colpito al volto e ha avuto una frattura a uno zigomo. Gli amici che erano un poco più in là si sono accorti dei fatti e sono subito corsi in soccorso dei due. Ne è nata una rissa che sostanzialmente si è dileguata all'arrivo della polizia di Barcellona. Purtroppo i giovani appunto aggressori sono spariti nel nulla. Sono indagini della polizia spagnola, però appunto il movente potrebbe essere legato al fatto che sia Nicola che l'amico stavano parlando italiano, e quindi un riferimento chiaro a quello che sta accadendo a Ceuta e quindi all'enclave spagnola in Africa, al centro delle cronache per quanto riguarda i tentativi di immigrazione proprio da parte in particolare del Maghreb. Daniela è riuscita a raggiungere invece il papà Daniele Maggiotto a Barcellona via telefonica. Sentiamo cosa ha detto ai suoi microfoni. Nicola è stazionario, sempre con, come si dice, sotto coma farmacologica. E, sì, è sempre stabile. So che avevano provato un po' a rallentare, però adesso non so se mi ha detto la dottoressa che è stabile. Le hanno detto che cos'è accaduto gli amici di Nicola? Sì, su per giù, sì, mi hanno detto che sono usciti da questo locale all'inizio di sera. Lui ha sentito dei rumori, ha visto che mio figlio e questo si stavano già, penso, toccando, ma non in maniera drammatica, e ha visto uno dietro
che ha colpito Nicola da dietro e sembrerebbe, loro hanno visto un pugno, la mano chiusa, una roba del genere, così mi hanno spiegato. E dopo lui è subito intervenuto e dopo da lì è nata la lite con 10-12 di loro contro lui e l'altro. Non si conoscevano con questi ragazzi? No, niente a che vedere con questa gente. Quindi loro sono stati praticamente però aggrediti? Non vedo una motivazione seria da dire da quello che mi hanno detto i ragazzi, non si sa per il momento. Anche perché mio figlio era staccato con qualche metro da quello che è intervenuto per provare a difenderlo. Che idea si è fatto lei di questa cosa? Suo figlio era in vacanza in Spagna, a Barcellona, per fare qualche giorno di vacanza, si è trovato... Sì. Ma io non saprei cosa, non saprei dire, mi danno l'idea che per me che mi apre gli occhi, mi guardi e che possa parlargli. Per me è l'unica cosa che rimane a me, che ho in questo momento. E niente, per adesso dico che sono cose assurde. Per me è un'assurdità queste robe qua. Che danni ha subito suo figlio? Danni, loro mi hanno detto che ha 2 contusioni sul cervello, però i medici qua non ti dicono niente di più di così. Lei rimarrà là in Spagna ovviamente fino a quando suo figlio... Certo, no, chi si muove da qua, no, viene a casa con me, assolutamente. Ecco, dunque questa è la testimonianza del papà Daniele Maggiotto. Va detto che, stando alle notizie che sono arrivate nel pomeriggio, forse domani mattina dovrebbero cominciare a rallentare la sedazione di Nicola Maggiotto, procedere a un cauto risveglio, ma questo naturalmente in via assolutamente informale. Devo dirti, Daniele, che qui oggi pomeriggio è stato un continuo via vai di giovani, di persone che sono venute a vedere, cercavano di capire, perché ovviamente la voce si è sparsa subito qui sia nel quartiere che in tutta Casella d'Asolo. E proprio per questo registriamo invece la presa di posizione del Comune di Asolo, la solidarietà dell'amministrazione comunale attraverso l'intervento del vice sindaco Migliorini. Sentiamolo. A nome di tutta l'amministrazione comunale della città di Asolo rivolgo l'augurio di pronta guarigione a Nicola e la vicinanza a tutta la sua famiglia che in questo momento si trova nell'ospedale di Barcellona dove Nicola è ricoverato. Abbiamo già sentito il papà e ci siamo messi a disposizione per qualsiasi necessità che possa avere bisogno. Inoltre auspichiamo che quanto prima l'autorità di pubblica sicurezza faccia chiarezza su quanto è successo ai nostri connazionali. Ecco, a proposito di connazionali, pare che i ragazzi gli amici di Nicola, dopo l'accaduto, siano subito rientrati in Italia e quindi sarà nei prossimi giorni sicuramente motivo per cercare di capire meglio attraverso la loro testimonianza cosa è successo realmente tra il 12 e il 13 agosto, dove una gita, dove una vacanza doveva essere un momento di spensieratezza e si sta rivelando invece una tragedia. E da Casella d'Asolo al momento è tutto, a te la linea. Grazie davvero a Lucio Zanato. Noi continuiamo con la cronaca, tragedia nel pomeriggio sulla Feltrina a Quero, auto finisce nel fossato, muore un 66enne, si tratta di Don Lino Bertocco, parroco di Pederoba e di Onigo. Le immagini di Notizie Plus Treviso. Uno schianto violentissimo, l'auto che finisce di traverso dentro un fossato. Il grave incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio lungo la Feltrina a Quero. Immediatamente gli automobilisti che stavano transitando hanno dato l'allarme. Nulla da fare per l'uomo che si trovava a bordo. Si tratta di un 66enne residente a Mussolente in provincia di Vicenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. In un campo poco distante dal luogo dell'incidente è atterrato anche l'elicottero di Treviso, ma per l'automobilista non c'era nulla da fare. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica della tragedia. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. Durante le operazioni di soccorso e i rilievi si sono registrate code e rallentamenti lungo la Feltrina.
È morto il magistrato Gianfranco Candiani, aveva 96 anni. Le sue inchieste su Una Bomber, i secessionisti e su Giancarlo Gentilini per le frasi sugli immigrati leprotti. Candiani è morto la mattina di Ferragosto, più di metà della sua vita l'ha dedicata alla legge, 44 anni in magistratura, di cui 6 come capo della Procura di Treviso. E noi continuiamo con la cronaca. Prostituzione e pornografia minorile. È stato rintracciato e fermato a San Pietro di Cadore nel Bellunese un 32enne trevigiano. Deve scontare 4 anni e 4 mesi di reclusione un 32enne trevigiano individuato a San Pietro di Cadore dalla squadra mobile di Belluno. L'uomo è stato fermato e tradotto presso il carcere di Baldenic. È stato ritenuto responsabile del reato di prostituzione minorile, condotta che riguarda il reclutamento, il favoreggiamento, l'organizzazione della prostituzione di minorenni, ma anche di pornografia minorile. Reati dunque molto gravi commessi nella provincia trevigiana tra il 2019 e il 2022. È stata anche la particolare gravità della condotta a rendere necessaria una ulteriore intensificazione dei controlli del territorio da parte delle agenti della squadra mobile di Belluno, che la mattina del 14 agosto hanno fermato l'uomo a San Pietro di Cadore, zona di residenza, nonostante fosse irreperibile. A rendere particolare l'arresto gli accertamenti svolti, i quali propendevano per la zona di Conegliano quale luogo in cui gravitava il suo centro di interessi, motivo per cui le ricerche si sono svolte in sinergia con il commissariato di Conegliano. L'ordine di carcerazione è stato disposto dall'Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Venezia. Nudo in pieno centro a Mogliano, la paura di una ragazza che è fuggita. Il sindaco Bortolato: fatto grave, fate denuncia. Stava camminando per tornare a casa quando ad un tratto si è trovata di fronte ad un uomo di circa 70 anni completamente nudo. Si stava avvicinando a lei, ma la giovane è riuscita a fuggire terrorizzata. È accaduto a Mogliano Veneto davanti alla scuola Stori. A lanciare l'allarme via social il papà della ragazza, che in un post ha scritto: fatto grave e preoccupante perché è accaduto in una zona, tra l'altro, frequentata soprattutto da giovani. Il sindaco Davide Bortolato, appresa la notizia, ha subito lanciato un appello: rivolgetevi ai carabinieri. È un fatto grave, un fatto bizzarro che preoccupa. Quello che chiedo è che la ragazza insieme alla madre si rechino dai carabinieri per fare la denuncia in modo che si possa risalire al responsabile di questo comportamento assolutamente grave, perché aggirarsi di notte e nudi per strada non è sicuramente una cosa che si può accettare e vedere. Un fatto inquietante sul quale si spera possa essere fatta presto luce. Solo con la denuncia presentata dalla ragazza e dalla famiglia si potranno avviare le indagini da parte delle forze dell'ordine e visionare le telecamere di videosorveglianza della zona. Questo per risalire e identificare l'uomo che si aggirava nudo di notte. Ed è stato purtroppo ritrovato senza vita il 79enne di Domegge di Cadore, che ieri non era rientrato a casa dopo un'uscita in montagna poco prima delle 13 durante uno dei sorvoli. L'elicottero dei Vigili del Fuoco, con a bordo 2 tecnici del soccorso alpino del centro Cadore, ha individuato il corpo senza vita. Nel rientrare dal bivacco Gervasutti sul sentiero alto in cresta, l'uomo deve essere scivolato nei pressi della cima del Ciadin degli Elmi, cadendo per una quarantina di metri, finendo bloccato in una fessura della roccia. Ottenuto il nulla osta per la rimozione, la salma è stata recuperata e trasportata al campo sportivo di Domegge per essere affidata al carro funebre. Alla ricerca avevano preso parte oltre 50 persone del soccorso alpino della zona del Cadore del Friuli, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Forestali. Ed ora andiamo invece in Friuli, Venezia Giulia, per tornare a parlare dell'imponente, vastissimo incendio. Le fiamme non si sono arrese in Carnia nonostante l'incessante lavoro dei Vigili del Fuoco. Questa notte l'evacuazione di una frazione a Tolmezzo. Il momento più drammatico questa notte nella frazione di Pissebus, nel comune di Tolmezzo, la località più vicina al fronte del fuoco che aveva ripreso vigore nel tardo pomeriggio di ieri. Il sindaco di Tolmezzo, Roberto Vicentini, ha emesso un'ordinanza cautelativa di evacuazione del borgo, con le fiamme a 50 metri dalle abitazioni. 25 le persone allontanate dalla propria casa. La Protezione Civile ha coordinato l'allestimento di prima accoglienza nella palestra comunale di Tolmezzo. Decisiva la mobilitazione
l'azione della comunità e del comparto agricolo locale, che hanno supportato le operazioni con autobotti e trattori per bagnare il perimetro delle case. Nel primo pomeriggio di oggi il fronte delle fiamme ha ripreso potenza a causa del vento, minacciando di nuovo le abitazioni e la zona della polveriera. La tensione dunque resta alta e drammatica. Ancora critica la situazione sul Monte Amariana e sul Monte Amarianute in zona Amaro, dove il rogo è ancora attivo e questo pomeriggio risultava in espansione, oltre che sul Monte Dobis, frazione di Fusea, di probabile origine dolosa. Sul Monte Amariana sono operative circa 35 persone supportate da un camion dei Vigili del Fuoco con unità specializzate giunte da Pordenone e personale arrivato da Gorizia e Trieste in supporto ai colleghi di Udine. Oltre al Canadair operano anche gli aiuti giunti giorni fa dalla Slovenia in forza dell'attivazione del protocollo transfrontaliero. E continuiamo a parlare di incendi, andiamo però nel Trevigiano, un vasto incendio nel pomeriggio in via Cal Morgana di Strana, ad andare a fuoco un'ampia area di vegetazione a ridosso dei binari della linea Treviso-Vicenza. Le operazioni di spegnimento sono state piuttosto complesse, sul posto sono intervenute più squadre provenienti dal distaccamento di Castelfranco Veneto e dalla sede centrale di Treviso. La circolazione dei treni è stata sospesa per circa 2 ore per permettere ai pompieri di lavorare in sicurezza e per riuscire a spegnere le fiamme a ridosso dei binari. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di paese, la Polfer di Treviso, il personale di RFI e il sindaco di Istrana. Continuiamo con un altro incendio, questa volta a Pederoba. Incendio, le fiamme hanno devastato il tetto di un'abitazione. Sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco. Il rogo è scoppiato poco dopo mezzogiorno, l'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco con una ventina di operatori. L'incendio ha interessato inizialmente una parte del tetto di un'abitazione dotato di impianto fotovoltaico. Successivamente il fuoco si è propagato anche al resto della copertura. I carabinieri sono intervenuti per far luce sulle cause dell'origine del rogo, mentre il personale del SUM 118 ha soccorso una persona rimasta lievemente intossicata nell'incendio. Ingentissimi danni al tetto, quasi completamente distrutto. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti fino a pomeriggio inoltrato. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. Siamo tornati nuovamente in studio. In quest'estate torrida uno degli argomenti resta sempre la politica, e molti ieri nel piazzale di Santa Maria Maggiore hanno pensato che le celebrazioni dell'Assunta potrebbero essere state le ultime per Mario Conte da sindaco di Treviso. È arrivato alla messa di Ferragosto a Madonna Granda come faceva mezzo secolo fa il sindaco Antonio Mazzarolli, quasi un segno di continuità con chi ha speso la propria vita per il bene di Treviso. Mazzarolli è stato un sindaco simbolo della nostra città, però insomma questo riferimento è un po' troppo grande per me, sono venuto in bicicletta. Ma Mazzarolli, oltre che sindaco, è stato senatore, e Mario Conte, quasi alla fine del suo secondo mandato, è consapevole che col prossimo anno, oltre alla bicicletta, potrebbe uguagliare l'esperienza romana. Potrebbe essere anche la sua ultima Madonna Granda questa da sindaco? No, speriamo di no, dai, perché io amo questa città, amo questa comunità, amo questo ruolo. E capiremo poi il futuro cosa ci riserverà. Una risposta che quasi spiazza chi, e sono tanti, sta aspettando di ereditare con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del 2028 il suo ruolo. E nel borsino dei papabili alcuni erano presenti alla celebrazione del mattino. Primo tra tutti il delfino di Conte, Alessandro Manera, ma anche Riccardo Barbisan e sul fronte opposto l'inossidabile Antonella Tocchetto. Assenti fisicamente ma dati per certi in corsa a Casugana anche l'ex direttore generale dell'US Francesco Benazzi e l'ex assessore regionale Federico Caner e in quota rosa l'assessore al sociale Gloria Tessarollo. Al momento però sono congetture politiche di un'estate torrida o, come si dice a Treviso, tutte ciacque, anche perché con un vento di bora come Vannacci il tema di quanti parlamentari farà la Lega e in genere tutti gli altri partiti alle prossime politiche e non solo è già un tema da autunno caldo elettorale. E forse proprio per questo alla fine il sindaco Conte ci tiene a ribadire sempre sulla scia del democristiano Mazzarolli. Però mi godo giorno dopo giorno e servo la comunità giorno dopo giorno con grande impegno, con grande passione. In questa estate torrida molti stanno già facendo i primi bilanci del periodo di ferie scelto quest'anno. Caldo e ferie. Secondo te dopo questa ondata di caldo il prossimo anno meglio andare a settembre?
Beh, direi che maggio, giugno e settembre siano i mesi migliori per andare in ferie. Anche per le ferie non ci sono più le stagioni di una volta. Del resto il cambiamento climatico, mai così evidente come in quest'estate, sta portando più di qualcuno ad importanti riflessioni sul proprio periodo di vacanze. Del resto, come rilassarsi al mare con temperature da bistecchiere in spiaggia e da brodo in acqua e notti tropicali dove anziché uscire a rivedere le stelle si è costretti a rimanere invece rintanati nelle stanze d'albergo con i condizionatori a palla. Ecco allora la rivincita di quei mesi un tempo definiti di bassa stagione, anche se non da classe operaia, visto che le fabbriche, quando c'erano, chiudevano improrogabilmente dal 1 al 31 agosto. Certo, a giugno e a settembre le giornate sono un po' più corte e c'è più probabilità di piogge, ma con quello che abbiamo affrontato quest'anno, quelle che sembravano handicap si stanno rivelando vantaggi per un periodo di vero relax. Direi di sì, perché comunque si sta un po' più freschi e c'è anche meno afflusso di gente, si sta un po' più in libertà. Però una volta luglio-agosto erano i mesi giusti. Sì, quello è vero, però erano altri tempi. C'erano altre cose, tutto un altro insieme di cose diverso rispetto ad ora. E anche c'era meno caldo. Esatto. Sì, anche in settembre. E anche a ottobre. E anche a ottobre. Perché è troppo caldo. Mare o montagna? Certo. Mare, sempre mare. Sono già stata al mare. Quando è stata? A giugno. Una volta si andava in luglio e agosto, adesso conviene andare a settembre oppure a giugno? Certamente, per il prezzo sì. Ma per il prezzo o per il caldo? Per il caldo, per il prezzo, meno gente. Io vado a settembre per vado a fare i fanghi. Perché adesso con questo caldo andare al mare non è possibile. Troppo caldo, mi scotto. Sicuramente l'ultima di maggio, le prime 2 di giugno è il massimo. Sì. Perché poi fa veramente troppo caldo anche andare. Fa veramente troppo caldo, i costi si alzano. Perché tutti vanno in ferie, ma adesso è anche troppo caldo, allora... Comunque c'è sempre chi resterà vincolato ai mesi canonici. Io sto benissimo anche in questo periodo al mare, anzi abito a Venezia, per cui vado al mare, non vado in ferie, sto a casa. E non si ustiona? Sto sotto l'ombrellone. A lei dice rimaniamo così a luglio-agosto quando capita caldo. Alternativa? Giugno o settembre? Sì, chi può riprende in quei periodi, ovviamente. Io non posso, per cui a me tocca agosto. Infine c'è chi si sente perennemente in ferie, ma comunque spera in un futuro più fresco. 20 anni che sono in ferie. Sono in pensione. Ma quando è caldo va al mare? No. In montagna mi sembra possibile. Ecco, e una volta si andava diciamo a luglio, agosto si andava in ferie, adesso come andare a settembre? Ma sì, anche più avanti. Guarda che non è caldo, che è caduto l'anima. Insomma, vacanze, caldo torrido, ma da domani cambia il tempo. In realtà già in serata potrebbero esserci le prime piogge sui comuni della Pedemontana, mentre lunedì il tempo sarà ovunque instabile con rovesci e temporali e possibili fenomeni localmente intensi. Martedì e mercoledì invece il tempo sarà più stabile con assenza o probabilità molto bassa di fenomeni significativi. Alla luce di queste previsioni il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato per il pomeriggio di domenica l'allerta gialla per temporali su Dolomiti orientali e occidentali. In pianure e sulla costa veneta resta in vigore invece l'allerta per le ondate di calore. Lunedì invece l'allerta a temporali riguarda tutto il territorio veneto. Ed ora invece parliamo della chiesa di Santa Maria Maggiore gremita in ogni spazio per la celebrazione dell'Assunzione di Maria e il rito del cero votivo da oltre 700 anni, storico, simbolo di pace voluto dal Libero Comune di Treviso dopo lunghi e terribili anni di guerra sul Livenza contro il patriarcato di Aquileia. Per grazia di Dio le questioni con il patriarcato di Aquileia le abbiamo superate da tempo, quelle da cui scaturisce questa tradizione del nostro incontro, ma ci sono tante questioni, tanta vita, tante speranze, tante attese della nostra città che ora portiamo davanti a Maria, simboleggiate anche da quel cero.
Un rito in ricordo della fine di una guerra con Aquileia, oggi più che mai momento di preghiera per la fine di tutti i conflitti, da quelli mondiali a quelli dentro le nostre comunità e le nostre famiglie. Questa è la riflessione del vescovo di Treviso Michele Tomasi per la celebrazione dell'Assunzione in cielo di Maria, che per i trevigiani dal 1302 significa l'accensione del cielo votivo della chiesa di Madonna Granda contro tutti i conflitti. Un rito ancor più sentito dal 1946 tra le macerie della città colpita dalla Seconda Guerra Mondiale. L'amministrazione comunale, ripristinando l'antica tradizione, sarebbe intervenuta ufficialmente con rappresentanza di giunta e di consiglio comunale, accompagnata da vigili urbani, alla solenne cerimonia dell'Assunzione presso codesta basilica santuario riaperta al culto. La cerimonia da allora si è ripetuta nella festa dell'Assunta il 15 agosto di ogni anno. E che sia un rito molto sentito dai trevigiani lo testimonia la chiesa gremita in ogni spazio e con persone anche sul sagrato, tutti a chiedere l'intercessione della Madonna per un mondo migliore. A questa donna del Magnificat affidiamo il nostro tempo, così ricco di cambiamenti, perché la fede di Maria ci insegni a diventare tessitori di speranza, condividendo ciò che siamo e ciò che abbiamo, perché la presenza del Figlio suo cresca in mezzo a noi e il suo regno prenda forma. Non cediamo alla logica del male e della contrapposizione, ma cerchiamo ciascuno e ciascuna per la sua parte di contribuire a quel bene comune che permette a tutti e a ciascuno di fiorire. E grande successo per il concerto dell'Assunta a Treviso, oltre 1500 gli spettatori. È una delle celebri arie della Carmen di Bizet che hanno composto la scaletta del concerto dell'Assunta di quest'anno. Un'edizione spettacolare per le orecchie ma anche per gli occhi, con la chiesa di Madonna Granda eccezionalmente illuminata di un blu intenso che amabilmente contrastava con le calde luci non solo del palco ma delle tante finestre accese affacciate su questo particolare teatro all'aperto. Oltre al sindaco di Treviso Mario Conte e l'assessore alla cultura Maria Teresa De Gregorio, tanti i volti della città che non sono mancati a questo appuntamento con la lirica, dedicato a protagonisti troppo spesso dimenticati, ovvero gli editori dell'epoca. Molti legati a Treviso, come ci racconta l'ideatrice Elena Filini. Sì, perché Edoardo Sanzogno, che viene da un'antichissima famiglia veneziana, in realtà ha portato a successo Pietro Mascagni, che aveva un consigliere segreto trevigiano e che a Treviso e al Teatro Comunale venne varie volte a dirigere, quindi si legò ad amicizia un po' speciale. Una serata seguitissima, considerando gli oltre 1500 presenti, tra le sedie previste, quelle portate da casa, i banchi della chiesa, gli scalini dei palazzi e quelli che sono rimasti per oltre 2 ore in piedi pur di sentire arie come questa. Pagliacci di Leoncavallo che ricordavano il tenore Mario del Monaco, ma anche l'esordio di una voce bianca, Lisa Zago, pensate, 10 anni. La presenza di questa bambina è un'anticipazione di quello che sarà l'istituzione, che è ormai prossima, del coro Voci Bianche del Comune di Treviso, Teatro Mario del Monaco. E la sua esibizione è stata un'esibizione per un inno alla speranza, un inno al futuro, un inno ad una gioventù che è sana. E l'istituzione di questo coro Voci Bianche sarà sicuramente una forma di anche educazione verso le giovani generazioni alla musica. Un inno quindi alla musica che vuole vincere con la cultura le violenze e le solitudini giovanili, e non a caso l'ultimo brano è stato Nessun dorma dalla Turandot, cantato da tutti gli spettatori.
La giornata di ieri, come da consuetudine, è stato anche un momento per ritrovarsi, per una nuotata al mare, una passeggiata in montagna o semplicemente un pranzo, però tutti insieme. E con questo spirito gli alpini del gruppo Città di Treviso anche a Ferragosto hanno aperto la loro sede per scacciare le solitudini. Abbiamo la disponibilità, abbiamo gli spazi e magari qualcuno, invece di passare a Ferragosto a casa da solo, viene a passare in mezzo agli alpini. Per cui grazie a tutti, buon pranzo e alla prossima. Gli alpini ci sono sempre, anche a Ferragosto. E questo brindisi ha dato il via ad un pranzo scaccia solitudini organizzato dal gruppo Città di Treviso nella sede di via de Coubertin. E le penne nere con relative consorti hanno pensato a tutto sin dal primo mattino, come si nota dalla bandana da cuoco di un insolito Adriano Giuriato con il supporto di Erminio Forlan. Facciamo questa giornata perché si sta bene insieme, perché una volta quando si era giovani si andava in giro sul Montello, sul Piave, ormai le forze, se tu guardi sulla sala, meno di 60 anni non c'è nessuno, per cui c'è anche un po' di difficoltà di andare a fare quello che si faceva 40 anni fa. Oltretutto in questo periodo, con queste temperature, e che i medici ti dicono state coperto e noi stiamo qua coperto con l'aria condizionata. Oltre la trentina i partecipanti per un momento che il professor Carlo Fassetta non esita a definire. Significa mantenere un costume, perché gli alpini hanno sempre avuto il costume di trovarsi attorno a un tavolo, possibilmente, piuttosto che dentro una trincea, anche se purtroppo hanno fatto troppe trincee in vita loro. Noi siamo stati fortunati, abbiamo giocato a fare la guerra quando ci hanno richiamato a fare la naia. Oggi come oggi non c'è neanche più richiamo, dal 2000 fate conto, quindi siamo una razza in via di estinzione. Prima di estinguersi completamente continuiamo a fare in modo che la compagnia sia un valore della nostra società. Anche un esempio di socialità per le giovani generazioni sempre più individualiste. Si muovono in una maniera abbastanza poco diciamo così, amichevole. È quasi una competizione. Io sono più bravo di te e quindi, non so, per esempio ti picchio o ti derubo di una cosa che hai tu, eccetera. Questa è una forma di ritorno al modo di vivere selvaggio. Ecco perché anche un'iniziativa semplice come questa può essere simbolo di un modo diverso di intendere la società. E anche per questo gli alpini sono già pronti a rinnovarla, pure prima del prossimo Ferragosto. Considerato che è stata un'organizzazione all'ultimo momento e avere una trentina di persone che hanno accolto questa richiesta ci fa felice da un lato e ci fa pensare per il prossimo futuro quale potrà essere anche una linea da seguire. Allora possiamo dire che gli alpini ci sono sempre anche a Ferragosto? Beh, noi cerchiamo di esserci sempre e gli alpini ci sono sempre. L'11 settembre torna a Treviso la Run for Children, corsa solidale che da 9 anni raccoglie fondi per il progetto LILT Giocare in Corsia, cui quest'anno si aggiunge anche l'ADVAR. La Run for Children è un evento di solidarietà, è sì una corsa camminata, ma è soprattutto un modo semplice e concreto per fare del bene. Nasce nel 2017 a supporto di LILT, Lega Italiana Lotta Tumori, Giocare in Corsia. Torna a Treviso la Run for Children. L'11 settembre 2026 è la data da cerchiare sul calendario per partecipare alla corsa benefica che da 9 anni raccoglie fondi da destinare al progetto Giocare in Corsia della LILT e quest'anno anche all'ADVAR. Non serve essere atleti, alla Run for Children si può correre o camminare ed è una manifestazione rivolta a tutti coloro che hanno voglia di divertirsi e fare del bene. Da soli, con la famiglia, con i colleghi, l'appuntamento è sulle mura cittadine all'altezza del Bastione San Marco. L'intero incasso, ed è questa la forza della manifestazione, verrà devoluto a 2 realtà cittadine molto apprezzate da chi ha avuto a che fare con la malattia, con le cure
palliative offerte da Advar a domicilio o a casa dei Gelsi e con il ricovero ospedaliero dei bimbi, ai quali nelle pediatrie di Treviso e Conegliano i volontari di Giocare in Corsia portano un sorriso. Al pomeriggio ci sono dei laboratori creativi durante i quali i volontari accompagnano con attività laboratoriali proprio creative i bambini, i genitori o chi li accompagna. E di sera facciamo giochi di società in oasi pediatrica oppure raccontiamo fiabe o ci sono i clown che passano di stanza in stanza portando un po' di serenità e normalità nelle giornate di questi bambini ospedalizzati e delle loro famiglie. L'obiettivo è superare i 2000 iscritti dell'anno scorso. Noi passiamo appunto una serata di feste, di sport e sappiamo che in questo modo possiamo comunque tutti quanti insieme garantire e dare un aiuto concreto a chi ne ha bisogno. In questo Ferragosto trevigiano, ma in genere in questa estate torrida, è riapparso un oggetto che pensavamo dimenticato, è il ventaglio, tornato simbolo glamour e di seduzione, oltre che soluzione pratica contro il caldo. Piccolo, grande, di seta o semplicemente di carta, colorato ma anche letteralmente dipinto se non tessuto. È il ventaglio, tornato nelle borsette femminili e pronto all'uso contro il caldo insopportabile di questa estate trevigiana. L'abbiamo visto nelle celebrazioni religiose, discreto e silenzioso sollievo da temperature che lucidavano i volti e macchiavano i vestiti, ma anche durante il concerto della sera, brezza leggera come le note tra le facciate della piazza dedicata alla Madonna Granda. Certo, c'è chi si avvale della modernità di un ventilatore a batteria, ma questo oggetto, che sembrava condannato all'oblio in qualche cassettone della nonna, si dimostra ecologicamente moderno, oltre che di moda, come ci conferma Elena Filini, giornalista trevigiana esperta del settore di tendenze. È un oggetto teatrale. Tradizionalmente le signore a teatro portavano il monocolo per poter vedere appunto più da vicino e portavano il ventaglio perché ovviamente non esisteva l'aria condizionata. Dalla storia ai giorni nostri, anche in cerca di nuove seduzioni. Ogni ventaglio racconta una storia, può essere un pezzo di una tela lasciata in soffitta, può essere il ricordo prezioso di un'occasione della vita. Diciamo che è anche un po' seducente. Io trovo che il mistero che si nasconde dietro questi occhi che si vedono e non si vedono può essere molto interessante. Ferragosto da sempre è uno dei simboli delle vacanze tra mare e monti. Le presenze turistiche fanno la differenza per molte strutture alberghiere, anche se oggi molti scelgono bed and breakfast e case vacanza. Ma non è sempre stato così, come ci ricorda la consueta rubrica della domenica dedicata alla nostra storia. E allora torniamo al 16 agosto del 1987, quando le code per Jesolo si formavano tra Caposile e Porte Grandi, ma soprattutto Venezia lamentava mancanza di strutture ricettive per i turisti. E anche il Ferragosto 1987 finisce agli archivi e verrà ricordato come un Ferragosto intelligente. Queste immagini sono state girate nel tardo pomeriggio di ieri, ossia le ore di traffico più intenso di questo particolare fine settimana. Chi arriva e chi parte. Per alcuni le vacanze sono finite, per altri stanno per iniziare. Secondo un calcolo fatto dalla polizia stradale, nel compartimento di Padova, che comprende tutto il Veneto ad eccezione del Bellunese, tra venerdì e ieri sono circolati complessivamente più di 1.400.000 autoveicoli. La punta massima di ieri è di 530.000, ma si tratta comunque di un numero inferiore rispetto agli scorsi anni. Secondo gli esperti si tratta di uno dei ferragosti più sicuri di questo decennio. Evidentemente le raccomandazioni fatte da più parti, le campagne per la sicurezza stradale hanno sortito i loro effetti, ma se sulle strade si è registrato un solo incidente grave, 2 morti e 3 feriti gravi tra Padova e Vigo d'Arzere sabato sera e molti invece non gravi, i soliti tamponamenti, il traffico è stato abbastanza scorrevole, anche se qualche coda si segnalava ancora questa mattina, sempre nella zona che vedete. A Ferragosto comunque chi ride e chi piange. Le principali località turistiche in questo weekend hanno fatto il pienone. Cortina gioisce, da 5 anni non faceva il tutto esaurito e ieri alberghi e appartamenti privati esponevano la scritta completo. Si ride anche sull'altopiano di Asiago, oltre 100.000 persone sia a Ferragosto che a San Rocco. Pienone naturalmente sulle spiagge, qui vedete Jesolo come si presentava in queste giornate di festa. A
Al turismo locale si è aggiunto quello dei paesi dell'est ed anche qui si è raggiunto il centinaio di migliaia di presenze. Chi piange invece è Venezia. Tanti turisti ma strutture ricettive del centro storico desolatamente vuote. Mentre ci si rimbalza le colpe sulla stagione nera, sarebbe invece opportuno rimboccarsi le maniche per il futuro. Le 17 mostre 17 e le celebrazioni per la festa di San Rocco non sono andate disertate, così come non lo è stata la città, ma il piatto piange e la colpa forse è stata un po' di tutti. Per finire un'occhiata a Treviso, che ha rinnovato la sua secolare tradizione della Sagra dell'Assunta, un successo che inorgoglisce i cultori della tradizione trevigiana, come gli amici al Ponte Dante che l'avevano organizzata. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata.